creiamo un valore sul territorio estremamente importante e generiamo 1090 posti di lavoro tra diretto e indiretto, quindi siamo estremamente orgogliosi. In più vediamo Seabag come veicolo sociale, come impresa sul territorio capace di, non è caso, sviluppare questo reddito. Seabag lavora prodotto trasformato che proviene da arance italiane e siciliane, certamente. Un'azienda che naturalmente ha un impatto sia diretto che indiretto. Io credo anche diretto sulla filiera da quando tra l'altro lavora la Fanta, no? IGP Arancia Rossa di Sicilia e il limone di Siracusa IGP, che è il frutto di una sinergia che nasce con l'azienda sul territorio, ma anche con la fondazione The Coca-Cola Foundation, che finanzia il distretto agrumi già da una decina d'anni su progetti innovativi, e ha portato queste due realtà a mettersi insieme e produrre dei benefici. Io penso reciproci, perché anche per loro avere comunque dei prodotti di punta con un prodotto d'eccellenza come l'arancia rossa di Sicilia o il limone di Siracusa, strettamente legati al nostro territorio, quindi alla nostra Sicilia, con tutto quello che naturalmente contiene, è importante. Un punto d'orgoglio per Catania, per la regione, ma consentitemi di dire per l'intera filiera produttiva del paese. Seabag ha da tantissimi anni ormai investito in questa città in innovazione e in ricerca, è riuscita a coniugare la filiera agroalimentare siciliana dall'estrazione della materia prima che oggi entra all'interno delle bibite gassose più vendute in Europa e nel mondo. Un progetto imprenditoriale che continua sulle gambe della sostenibilità. Siamo all'interno di una delle aziende che ha investito maggiormente sulle energie rinnovabili e sulle produzioni green, dove i lavoratori riescono ad oggi ad avere anche l'automotive elettrica nelle consegne del proprio prodotto. Un esempio virtuoso di come le imprese italiane e le imprese nella nostra regione possono investire e continuare a crescere per dare occupazione, ma soprattutto ricchezza al prodotto. Il prodotto agroalimentare siciliano, il prodotto agrumicolo che entra nelle tavole di tutti gli italiani, sia come bibita gassosa, ma soprattutto per l'eccellenza nutraceutica che ha. Bisogna partire per fare delle cose che sia a livello comunale sia a livello regionale ci devono dare una grossa mano. I soldi, mi dicono tutti, ci sono, con le PNRR non mancano, bisogna fare progetti. Io qualcuno per la zona industriale ce l'ho già, io credo e sono convinto che la Sicilia tra 10 anni non sarà più questa Sicilia, ma sarà un'altra Sicilia che è alla pari di quello che può essere il nord d'Italia rispetto a quello che c'è oggi, o probabilmente lo supereremo in determinati settori e abbiamo tutti i requisiti per poterlo fare. Noi abbiamo un programma di investimenti importantissimo da qui al 2030, numeri notevoli, ma naturalmente oltre al numero di linee le macchine hanno bisogno di uomini, non esiste un'azienda senza uomini, per cui assunzioni sicuramente, e tante, a trovarli però. La Seabag è un'eccellenza del nostro territorio, porta avanti un brand il più conosciuto al mondo, simbolo della globalizzazione, ma ha saputo avviare un percorso qualificante di sinergia col territorio che ospita questa splendida realtà, a cui dà opportunità lavorative e che porta ricchezza. Ecco perché le istituzioni non possono che essere al fianco della Seabag, lo devono essere anche attraverso atti concreti, alcuni dei quali sono già ultimati, altri sono in via di definizione, ma credo che le aziende qualificanti come la Seabag pretendono questo dalle istituzioni. Credo che con la sinergia fra il governo della città, il governo regionale e il governo nazionale si possano raggiungere risultati sempre più importanti. Una grande realtà aziendale, una grande famiglia, Cristina Busi con Luca, che portano avanti sul territorio una grande azienda, importantissima per l'occupazione, importante per quello che significa investimenti sul territorio, e ancora una volta uno Stato, un governo che vuole essere vicino a questa realtà imprenditoriale, lo sta facendo con tutti i mezzi, quindi dal DL fiscale, al DL Sud, al DL Asset, per essere ancora una volta capaci di sostenere questa azienda. In questo momento in Sicilia le poche colonnine che ci sono tutte quelle installate da Seabag e Coca-Cola, un'azienda che è stata sempre all'avanguardia nell'era green, proprio sulla transizione ecologica, e io credo che abbiamo bisogno di aziende come queste anche sulla sostenibilità, per garantire anche una presenza e una tipologia di attività produttive efficienti, funzionali, a misura d'uomo,
insomma è un'eccellenza che va tutelata. Noi ci siamo dati l'obiettivo di essere zero emissioni entro il 2030, abbiamo una chiara roadmap di investimenti per riuscire a raggiungere questo importantissimo obiettivo, perché noi vogliamo difendere questa meravigliosa isola e quindi abbiamo investito con i nostri migliori consulenti in un chiaro percorso per riuscire a raggiungere le zero emissioni, tra le prime, sicuramente la prima azienda in Sicilia, ma anche nel panorama italiano.